Shue shue, un modo di dire napoletano che non si può tradurre. Che significa? Fa una cosa shue shue significa farla con semplicità, sbrigativamente, in poco tempo, però non veloce, più inteso come con poca cura, con poco impegno. Può essere sia una cosa positiva, tipo facciamo un pranzo shue shue, una cosa semplice, senza complicarsi, ma può essere anche negativo, un lavoro fatto shue shue, è una cosa fatta così, un po' raffazzonata, arronzata, no? Ma che cosa significa? Da dove viene? Ci sono tante storie e una di quelle è che deriva dal francese, dal verbo échouer, che letteralmente significa finire sul basso fondale. È un modo figurato per intendere qualcosa andato male, riuscito male, fallito. L'altra teoria è che questa parola, questo modo di dire, viene dal latino, fluens, cioè fluente, una cosa veloce, sbrigativa. Quella più vera è che shue shue venga da un arabo antico. La parola suaia significa un poco e in alcuni dialetti arabi c'è la ripetizione suai suai, come per dire piano piano, dolcemente. Ma si può tradurre in italiano? Non proprio, sarebbe alla buona, semplicemente, però non è proprio così. Chi è napoletano lo sa. Shue shue è proprio un modo di essere, un modo di vivere. È un atteggiamento. Incarna proprio la filosofia dell'essenziale. Forse sto romanticizzando troppo, però non lo sto facendo shue shue.